Il presidente Mattarella in visita a Malta, immigrazione, Libia e terrorismo, i temi in agenda. In diretta l'inviata Simona Sala. Sì, risolvere le crisi che mettono in pericolo la stabilità e la pace, è questo l'obiettivo dichiarato dal Capo dello Stato proprio in apertura di questa visita a Malta. Ci sono le immagini, posizioni comuni con la Presidente della Repubblica Maltese Coleiro Preca su immigrazione, Libia e terrorismo. La stabilità del Mediterraneo è quella dell'intera Unione Europea, hanno detto. Sul terrorismo fondamentalista Mattarella ha detto serve una risposta ferma ma intelligente, aiutare le democrazie del Nord Africa, la Tunisia e sui migranti è fondamentale coinvolgere e aiutare i paesi di origine e di transito e se ne parlerà nell'Unione Europea a Berlino a settembre e poi di nuovo qui a Malta in un grande meeting a novembre. Dall'Unione Europea, ha detto Mattarella, una prima risposta è arrivata. Possiamo sentire il sonoro del Presidente, poi linea allo studio. Noi consideriamo la decisione dell'Unione di distribuire, sia pur su base volontaria, tra i Paesi membri una parte dei profughi arrivati nei Paesi del Mediterraneo come un primo passo importante per la condivisione di un problema che non è soltanto maltese o italiano o greco, ma è un problema di tutta l'Unione Europea. Superate le incomprensioni del recente passato, oggi Malta e Italia si trovano fianco a fianco nel chiedere all'Unione Europea un approccio più solidale alla questione della immigrazione. Questo è il tema centrale del colloquio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena avuto con la sua omologa maltese Marie-Louise Coleiro Preca, e nel pomeriggio il colloquio con il Premier Joseph Muscat. Immigrazione ma anche lotta al terrorismo e crisi della vicinissima Libia al centro dei colloqui di Mattarella. Oggi la collaborazione è ampia tra le due nazioni. Malta, ad esempio, fa parte della missione Triton. Convinzione di Mattarella espressa nei colloqui è che i paesi d'origine e di transito vadano coinvolti nella risoluzione del problema emigrazione. Non a caso qui a Malta a novembre si riuniranno 58 capi di Stato e di Governo per coordinare le politiche nazionali sull'emigrazione e i paesi di provenienza. La stabilità del Mediterraneo è per il Capo dello Stato la stabilità stessa dell'Unione Europea ed è fondamentale, secondo Mattarella, che la Libia abbia un governo di unità nazionale al più presto. È tutto da Malta per il momento, linea allo studio.